conosciamo. Cioè, buonasera a tutti, l'incontro di questa sera che è tenuto da Franco Nani, il grande esperto del legno. Franco è già professore, già è stato professore universitario, è ancora un arzillo ottantenne, quasi, insomma, più o meno lì. Dai. Sì. Ecco, benissimo. Nel gruppo ci sono diversi esperti del legno, fra cui Franco Battistone. Pensavo ci fosse anche Paola Favero, ma non la vedo ancora. Probabilmente entrerà con qualche minuto di ritardo. Bene, l'idea è quella di ricostruire questa famosa filiera del legno su questo progetto che potremmo chiamare il filo di legno. Cioè, che cosa significa una filiera? Significa ricostruire a partire da Venezia tutti quei percorsi che riportano al legno sulla base di una sua esaltazione rappresentata appunto da Venezia, cioè perché il ponte dell'Accademia è Venezia, le bricole sono Venezia, la Fenice è Venezia. Ora, ci pare che il legno riporti a diverse condizioni della stessa convivenza e su questo noi vorremmo lanciare un messaggio che avesse Venezia come punto di riferimento. Come punto di riferimento significa il massimo che ci proponiamo è quello di costruire a Venezia una alta scuola del legno, ma possiamo per il momento lanciare l'idea di Venezia come punto di raccolta di tutta l'informazione che riguarda il legno, puntare a un museo del legno nel mondo. Ecco, qui io chiedo all'ambasciatore Luigi Maccotta che è disponibile a darci una mano attraverso le nostre rappresentanze, sia quelle diplomatiche, sia gli istituti italiani di cultura, e che questa, cioè il Ministero degli Affari Esteri, cioè questo lo possiamo fare in forma ufficiale. Noi ci proponiamo naturalmente di porci in maniera chiara e ufficiale a Venezia, puntiamo a incontrare l'opposizione del Comune di Venezia, ma anche il sindaco, perché no, per proporre appunto l'idea della formazione di un centro di riferimento del legno a partire da Venezia. Poi le varie iniziative possono essere proposte di volta in volta. Ecco, è entrata anche Paola Favero. E quindi, ecco, per Franco, devi riattivare l'audio. Scusa. Un attimo, sono in una conferenza online anche adesso. Sì, ecco. Ho visto che è entrata Paola Favero. Benvenuta Paola. Sì. Ecco, allora io passerei già senza perdere troppo tempo, dopo alla fine della conferenza di Franco, che durerà 30 minuti, possiamo passare alle varie proposte. Però arriviamo pure, chiederei a tutti di dare qualche indicazione, qualche suggerimento. E ricordo che ho già inviato, e lo ha fatto anche abbiamo creato un sito nel quale ognuno può fare i suoi suggerimenti, le proposte, insomma, un blog con il quale possiamo procedere a uno scambio di idee. Bene, Franco, se vuoi cominciare, non so se Alberto ha voglia di dire qualcosa. Buonasera. No, Franco, io sono qui per ascoltare, quindi andiamo avanti. Bene. Posso prendere la parola? Sì.
Grazie, buonasera a tutti. Saluto molto volentieri questi ospiti che non conosco e soprattutto quelli che conosco, a partire da Franco Avicolli, che ogni tanto mi coinvolge in queste avventure che riguardano il legno. Come mai non va avanti? Ecco, nel 17 avevo parlato di legno, poi nel 18-19 dell'Accademia. Qui. Aspetta, faccio io. Ma non è una novità. Anche in altre occasioni, qui la data è 2007, parlavo del degrado culturale del legno, delle costruzioni di legno, e mi chiedevo se era solo un degrado materico. La risposta è che non è materico il degrado, è culturale. Bene, voglio dare subito un'immagine mia molto particolare del legno a Venezia, forse suggestionato da studi soprattutto sul Neolitico. La rappresentazione cosmologica dei nostri antenati era molto, forse c'è anche un residuale. Comunque, per loro il nostro universo era costituito dagli inferi, dalla terra e dal cielo. Questa cosmogonia, questa rappresentazione del mondo da sempre c'è. Mi viene da dire anche l'inferno, il purgatorio e il paradiso è quasi una cosa che si è tramandata, trasformata, eccetera. E allora mi piace vedere Venezia con la parte degli inferi, dove c'è il legno, i pali di fondazione. Vedo la terra, potrei fare 1000 esempi di quello che sta sul piano terra, dalle barche ai ponti di legno, le case. Ho scelto questa immagine degli scorzoni che costituiscono le tramezze dei palazzi veneziani, che tutti pensano siano solo tramezza, ma anche funzione importante perché concorre a tenere insieme la scatola muraria veneziana, che è molto delicata, e quindi ha funzione anche portante, oltre che ai solai, alle coperture, eccetera. E la parte aerea del legno è rappresentata dalle altane. Quindi questa immagine, che mi è cara perché mi piace molto il nuragico, di cui mi occupo, questa è una tomba di giganti, alta 3,5 metri, che raffigura gli inferi, questo portello in cui veniva infilato il morto, veniva infilato di nuovo nella terra da cui è uscito, con fatica, perché è uscito con fatica e quindi entrava anche con fatica di nuovo nella madreterra. Il quadrato rappresenta la terra e questo il cielo. Questa simbologia è comune a moltissime culture. Quindi passatemi questa immagine del legno a Venezia come quasi un elemento cosmologico, perché c'è sotto il pelo dell'acqua, nella terra e nel cielo. Però Franco mi ha chiesto di parlare della filiera del legno. E qui devo dire che si affastellano un sacco di ricordi molto personali. Ho preso questa immagine di una pittrice morta 10 anni fa, tedesca, però si è trapiantata in Alto Adige e ha illustrato molti libri sul legno. Molto sinteticamente fa vedere questa immagine la filiera del legno. Devo chiedere, seguite? Tutto a posto? Ok. Allora, questa immagine comincia in alto con l'esbosco. Gli alberi bisogna che siano tagliati e portati a valle. E questo è il primo passaggio non facile. Poi, quando è portato a valle, bisogna che sia messo in un corso d'acqua e portato, parlo principalmente del fiume di casa mia, che è Raboite, femminile. Purtroppo adesso tutti i fiumi hanno un nome maschile, anche la Piave era la Piave e ora è il Piave, perché non è sembrato degno durante il fascismo che un fiume sacro alla patria avesse un nome femminile.
e quindi il Brenta è la Brenta è diventato il Brenta, eccetera. Veramente uno sfacelo, perché il Boite il Raboite è femminile. Comunque sia, parlo del Boite che arriva a Perarolo dove si mette nel Piave. Deve essere fluitato con violenza, e farò vedere il passaggio molto importante. Quando arriva a Perarolo, lì viene smistato, si formano le zattere e il legno viene portato sia lungo il Piave, ma soprattutto a Venezia, alle zattere, che era il destino finale. Vediamo questi passaggi con questa immagine. È una località distante da Cortina, dal centro 8 chilometri. È Rastua. Questa Stua, nel mio immaginario, fino a poco tempo fa, era il luogo, Rastua, in dialetto nostro, anzi nel nostro linguaggio, è quello che equivale a Rastube. Rastua è il luogo più importante della casa, è Rastua, il soggiorno. E quando si andava a Rastua, per me andavo in un soggiorno particolare perché quando i genitori mi portavano o gli zii, dopo la camminata ci aspettava la panna con i lamponi. Ed era una grande festa e c'era fuori dei tavoli, ma soprattutto Rastua era dentro. No, questo posto si chiama Rastua non perché c'è una stua, un soggiorno, perché c'è una diga che veniva costruita per trattenere l'acqua. Dentro l'acqua si mettevano i tronchi portati dai boschi, e poi quando la diga era piena di tronchi veniva aperta e l'acqua menava, si chiama proprio menada, portava i tronchi fino a Perarolo. Quindi è un ricordo. Solo più tardi ho capito che stua è da sturare, aprire di colpo. E tanti ricordi, potrei dire, sì, mi piace parlare del legno perché c'è un filo sottile che lega la montagna, la nostra montagna, con Venezia. Basti vedere questo square, quello di San Trovaso, non è mica la casa veneziana. Sarà una casa di un montanaro, un boscaiolo che si è trapiantato lì perché ha trovato molto piacevole nei suoi viaggi una veneziana, che erano molto più scafate dei montanari chiusi, eccetera. E quindi si è fermato là e ha costruito la casa di legno come era la sua casa di legno. E quindi un filo sottile lega la montagna con Venezia. E devo dire però che anch'io ho questi fili. Voglio fare questo esempio che mi è molto caro. È un ambiente silenzioso che Tanizaki elogia nel suo libro d'ombra, è il cesso di legno. Un luogo veramente di grande ispirazione, di grande pulizia, di grande serietà, no? Ecco, qui vedete il principale cesso, ma c'è anche il sopralzo, perché quando c'è il bambino lo devi mettere sul sopralzo con un buco più piccolo e devi stare molto attento, perché se ti scappa la creatura arriva giù, perché è un cesso a caduta e quindi siccome non sa nuotare sarebbe stato un dramma. Però devo dire che tutto quello che arrivava in fondo poi veniva ogni primavera spalmato nei prati, e devo dire che il cavolo cappuccio fatto con gli escrementi umani era da 9-12 kg, una roba bestiale. Poi è stato proibito per ragioni forse di colebatterio o altre stronzate, però tutta la popolazione ha sempre mangiato i capuzzi che erano fatti di questa sostanza, che erano eccezionali, ed era l'unica vitamina che durava tutto l'inverno, perché in montagna non c'è l'insalata o le arance, eccetera. Bene, devo dire che era un cesso anche che non era maschilista, come sono gli attuali cessi nostri, che sono un obbrobrio, perché i maschietti pensano sempre di centrare il buco, e non è così, ma non puliscono mai loro. C'è sempre la mamma, la sorella, una zia, e trovo una cosa schifosa l'attuale cesso. Invece nel cesso di legno c'era una canaletta che portava il solito scarico. Il papà faceva la pipì più in alto, il bambino più piccolo, e non sporcavano. Quindi trovo veramente un luogo, e Tanizaki spende un capitolo bellissimo del cesso di legno dei monaci buddisti. Io ricordo... Chi è che...
Posso andare avanti o qualcuno? Sì, può andare avanti. Chiedo a chi è entrato per ultimo di disattivare i microfoni perché disturbano. Grazie. Sì, il disturbo è già fatto. Ok, vado avanti, lascio il coso di legno e torno al taglio degli alberi, sempre molto difficile anche se di grande abilità, e devo dire che ho proprio questi ricordi. Qualche volta un boscaiolo ci lasciava le penne, però devo dire che tutto il paese concorreva ad aiutare la vedova. Anche un mio caro amico è figlio di un boscaiolo morto durante il lavoro, e devo dire che la comunità è riuscita anche a farlo studiare. Quindi c'era questa accoglienza, questo essere un gruppo, una comunità coesa, molto bella. L'esbosco veniva di solito d'inverno con diversi mezzi, ma il mezzo migliore per l'esbosco, e anche qui, anche durante il trasporto, ho tirato fuori questi ex voto perché qualcuno se la cavava, altri no. Però un bellissimo esempio di trasporto a valle del legno è la Risina. La Risina, che questo canale veniva costruito con gli stessi tronchi e dall'alto veniva fatto scivolare dentro la Risina. Se c'era troppo pendenza veniva fatto risalire il tronco, perdeva l'energia cinetica, poi riprendeva e arrivava in fondo, arrivava il fondo, dove c'erano i boscaioli che poi lo smistavano. Vedete questo batacchio? Quando il tronco passa, sbatte il batacchio e avverte che sta arrivando, perché arriva con una certa velocità, e quindi se non stai attento magari stai tirando via un altro, puoi far male. Ma io ho trovato che il suono del batacchio, se era cristallino, limpido, denunciava che rataia è il tronco, era sano. Se aveva un suono sordo, lo scartavano, perché vuol dire che dentro aveva, non era sano, ed era quasi un controllo di qualità ante litteram. Oggi la qualità del legno si può fare anche percuotendo il legno. Bene, quando il legno arrivava al fiume veniva fatta questa famosa stua. Questa è una stua grande fatta in muratura, veniva aperto il portello, questo portello quando era pieno di tronchi e di acqua, e l'acqua veniva fuori con grande violenza e portava i tronchi fino a Perarolo. Questa però è una stua di Padola, nel Comelico, ma è la stessa cosa. Ecco, il grande lavoro, un altro lavoro difficile, è che durante la menada, la piena, molti tronchi si incagliavano, e allora c'erano i personaggi, i menadas, che con una pertica lunga, con un arpione, districavano i tronchi che si erano incagliati, e tutto riprendeva. Ecco, si arriva col percorso che è molto bello, quello dell'Asce, della Rosvita Asce, ma in ogni raffigurazione storica c'è il percorso della fluidazione. Arrivava il cidolo di Perarolo, e l'acqua passava, i tronchi rimanevano e veniva fatta la zattera che prendeva il corso. Qualche volta la zattera si fermava. Posso intervenire? Posso intervenire? Prego. A parte quello che vedete è appunto un'illustrazione del codice Paulini, quello sulla destra, vorrei osservare solo un particolare. In realtà le zattere, salvo un tipo particolare di zattere detti rasi, non venivano fatte a Perarolo, venivano fatte a Codissago, cioè più a valle, dopo che i tronchi erano stati... È molto vicino, è a Longarone Codissago, no? Non so dove è Longarone, cioè, vuol dire ci abito a 2 passi, però in mezzo c'erano le segherie, appunto, mentre quello che venivano fatte a Perarolo erano i rasi, cioè le zattere fatte con gli abeti non squadrati che servivano per le alberature delle navi, mentre il legname da lavoro, le zattere venivano fatte con legname squadrato, e questo veniva fatto a Codissago. Bene, Franco, scusa, per legare la zattera veniva fatto un foro, sì, di 2 centimetri. Non so se sia leggenda metropolitana, però si legava con quel foro non tanto
con un cordame, ma con rami di nocciolo. Sì, è così, è così. Ecco, però quel buco che veniva fatto, ovviamente rimanevano le trave molto spesso che venivano messe in opera. Allora, io più che mi sono sempre occupato soprattutto dell'aspetto dell'uso navale. E difatti gli alberi dovevano essere tagliati circa 1,5 metri, 2 più lunghi di quanto serviva alla marina, proprio per poter tagliare le parti bucate. Ok, però chi aveva in opera una trave bucata, oppure coi segni delle segherie che facevano quel che hai detto tu, che squadravano i tronchi, era un segno de casa, un segno che praticamente denunciava anche la qualità e la segheria e l'orgoglio di chi aveva fatto quei tronchi. Sì, ogni tronco era bollato. Ecco, a questo proposito devo dire, se c'è Francesco Damosto proprio nel suo palazzo, che è stato recentemente acquisito per farne un albergo, nel sottotetto ho trovato molti segni di casa. Uno di questi, dall'archivio di Stato, perché ne ho raccolti, gli studenti me ne hanno portati e cercavo di catalogarli, questi segni di casa. Uno all'archivio di Stato è un segno di una segheria cadorina del 1590. Allora io ho chiesto, siccome la sovrintendenza ha detto che non interessava, mi sono fatto portare dall'impresa delle tavole marchiate e anche un paio di travi, perché mi sembrava bello poterli avere e costruirmi qualcosa. Mi sono costruito. Però ed è questo il punto che poi centrale di quello che voglio dirvi, al di là di questa storia della fluidazione, è che se la sovrintendenza ritiene che non sia importante un segno di casa e permette che venga sostituito quel legno, allora la risposta che prima mi ero fatto, il problema del legno e del degrado e di questo coso, è un problema materiale o è un problema profondamente culturale? Questo è che voglio dire, facendo vedere adesso un paio di ponti poi a Venezia, che il problema non è materiale, è assolutamente culturale. E qui recuperare quel senso forte della cultura è un'impresa per me improba. Comunque, ecco, la Zatra che veniva formata, come dice Franco, seguiva il percorso, non tutte le zattere arrivavano, appunto c'erano altre segherie, altri punti di fermo della zattera lasciavano al legno. Comunque diciamo che arrivavano a Venezia, arrivavano proprio alle zattere. Qui volevo fare un inciso sul tipi di legno, compagnia bella, che durante il tragitto non tutti venivano dalla montagna, c'erano anche altri legni storti, dritti, però avevano tutti un servizio. Il problema era e qui è fondamentale, un passaggio che, se si vuole capire Venezia, per me, secondo me, è questo. A Venezia la sua filosofia è stata sempre quella di convivere con la natura, andare a patti con la natura, consapevoli che la natura non si batte, perché prima o poi vince la natura. E quindi tutta Venezia è stata scritta, è stata costruita con sistemi che sempre vanno a patti con la natura, mai violenza. Ogni volta che hai violentato la natura, prima o poi la natura ha preso il sopravvento. Ci sono degli esempi straordinari, ad esempio il ponte di Bassano, maledetto il momento che hanno deciso di restaurarlo. Hanno fatto una trave unica, Palladio aveva pensato il ponte a pezzi, perché quando viene una Brentana una parte va via, ma il resto del ponte si salva. Cioè devi limitare i danni con la natura, e tutta Venezia è giocata con questo rapporto molto difficile con la natura, mai violentarla. Il grande Miozzi, che per me è stato grandissimo, l'ultimo doge potrei dire, però quando interviene il ponte di Sant'Andrea, sì, sul forte di Sant'Andrea, e fa perché c'erano dei cedimenti e usa il cemento armato, ha un fallimento totale. Devi usare il legno, le fondazioni di legno, non la violenza del cemento armato. È di una delicatezza Venezia, già è costruito che converge verso l'alto, che si chiude, mai che si apre.
A proposito, sono scritto un sacco di sciocchezze, mai a Venezia è stata usata una capriata. È assolutamente folle. Quelle che chiamano capriate sono incavallature, sono travi reticolari, perché vanno sempre ad appoggiare sui muri di mezzo, perché se appoggi sui muri esterni la casa si apre, e Palladio lo dice chiaramente, e ancora sui libri di scuola c'è scritto capriata palladiana, è un'invenzione dell'Ottocento la capriata che... Bene, allora, detto questo, e arrivati a Venezia, qui potrei scatenarmi con la fantasia, e Bastianon si arrabbierebbe perché io vedo le cose, ma mi piace vedere. Quando arrivava sto Zattiere a Venezia, anzi, coi suoi compagni, oltretutto avevano una camicia bianca, ho visto, sempre la camicia bianca, una fascia, e poi si riportava... La fascia serviva per salvare le reni. Ho capito. E la spina dorsale. Camicia bianca? Beh, attenzione però che chi arrivava a Venezia non era quello che era partito da Perarolo. Sì. Beh, qualche volta arrivava anche, perché si cambiavano, no? Ah sì, c'erano dei posti fissi in cui cambiava l'equipaggio. Sì, se arrivavi in un punto e lasciavi a un altro zattiere perché avevano altri, comunque riceveva un compenso. Ah sì, no, ma era tutto rigorosamente... E oltre al compenso si metteva sulle spalle il soccat, la fune, una fune, non quelli a perdere di nocciolo, aveva una fune che si riportava a casa, ma tornava indietro camminando con i schei in scarsela, con i soldi in tasca, e tutto il Piave era costeggiato di betole. E quindi io credo che uno zattiere doveva essere una persona integerrima, prova, perché come fai a resistere? Stai fuori tanti giorni di casa, ti piace cosa? C'è pieno di donne, e dovevano essere bravissime a tornare su Skye. Secondo me la metà tornava massacrata, perché si massacrava dicendo che è stata rapinata dai delinquenti che che gli aspettavano sulla strada. Però sono immagini. Però che non si finisce con la consegna del coso, io credo che il ritorno sia stato molto difficile e pericoloso. Detto questo sulla filiera molto succintamente, grazie delle precisazioni di Bastianon, però purtroppo io sono un architetto, non sono uno storico, però mi piace quella filiera del legno. Io vorrei conoscere dal seme alla crescita, all'esbosco, alla produzione, a tutti i prodotti che vengono fatti col legno, e poi finalmente arriva l'architetto che li usa in maniera consapevole e soprattutto comincia a chiedere specie diverse, non solo quel maledetto abete rosso, perché tutti chiedono legno e non parlano mai di specie. Prima dicevo del rovere, delle particelle di rovere che c'erano per esempio nel feltrino. Pensate che alcuni roveri venivano fatti crescere dalla Serenissima, tirati nella crescita, in modo da obbligarli a crescerli storti con quella curvatura che poi serviva per la chiglia della nave. Ho detto una sciocchezza, Bastiano? No, è perfetto. Il termine tecnico era stortami. Stortame. Stortame, perché i roveri... Si chiama però anche da altre parti, non c'era solo la Repubblica Veneta. No, ma comunque i roveri per Venezia... Si chiama legno da garbo. I roveri per l'Arsenale si dividono in due tipi. Roveri da filo, che erano quelli dritti che servivano per fare le assi di copertura del fasciame, sì. E gli stortami, che era quello che serviva per fare le ordinate della chiglia. Ecco, io l'avrei chiamato legno da garbo. Comunque il termine proprio nei documenti dell'Arsenale è stortami. Bene, non mi metto davvero a discutere. Però questa cura del bosco, anzi, pensate, non so, ai grandi boschi del Cadore, quasi sempre con nomi tipo San Marco. Penso a Somadida, ad esempio, di Auronzo, dove c'è l'abete bianco tuttora di una bellezza incredibile, 50 metri, 60 metri di abete bianco. E da un'altra parte coltivavano il larice, da un'altra parte il faggio. C'è il Cansiglio. Cansiglio, che adesso ha fatto una fine strana, perché il faggio diventa Pavimento Venezia della Itlas. Beh, sì, è l'unica che riesce a far business oggi come oggi sì.
col faggio del Sì, Cansiglio. ma è facile far business forse se tu hai la concessione da Zaia di usare il No, legno, il no. faggio del Consiglio. No, non No, ce l'hai. assolutamente no, lo compro da Veneto Agricoltura. Cioè, il Cansiglio è amministrato da un'agenzia della regione, perché il Cansiglio è completamente pubblico, è amministrato da un'agenzia della Allora regione. è una, come dire, un po' una favola il fatto che Hitler dai POS sia uno sponsor di Zaia. No, questo sono affari Un grande suoi, voglio lettore, dire. un Cioè, grande lettore, non uno io non sponsor. entro negli affari della Hitlas. Io dico solo che la Hitlas lo deve comprare, se poi Bene. grazie a Zaia quello non lo so. No, era solo così. Non me ne Ok. sono mai interessato, però il Cansiglio Allora, veniamo al nocciolo della questione, anzi ho perso anche troppo tempo, mi scuso, ma molto velocemente. Quando andavo a Venezia all'università, io avevo un dolore continuo, perché dicevo non sanno neanche posare un corrimano di un ponte, perché la maggior parte dei carpentieri l'appoggia sbagliato. Il cuore del legno, il midollo, deve essere sempre verso verso l'esterno, perché si aprono nel legno, naturalmente, nel legno massiccio, si aprono delle fessure a V che partono dal midollo e vanno verso l'esterno. Se tu lo metti così, dalle fessure a V entra dentro l'acqua e il legno è fatto dal Padre Eterno in modo tale che torni in fretta alla madre terra che l'ha generato, proprio grazie all'acqua. Se noi vogliamo che il legno duri, l'acqua deve toccata e fuga. Il legno può essere bagnato, ma come è bagnato deve asciugarsi. Se ristagna l'acqua, il legno torna alla terra, naturalmente, un materiale biologico, eccetera. Quindi a Venezia non si sa neanche mettere un corrimano nel verso giusto, ma per dire una delle tante cose, anzi, non solo ci va dentro l'acqua e marcisce, crescono i funghi, perché sbagliano e non sono commestibili. E poi sono tutti ponti tacconati, per usare una parola veneta. Io sono ampezzano e cosa, ma questa parola mi piace. Tacconi, ovviamente peggio del sbrego. Ma te pare che un ponte deve presentarsi in questo modo? Oppure fate un ponte perché non sanno che il problema dei ponti a Venezia è la durabilità. Purtroppo il legno convive nel peggior ambiente possibile. Suo malgrado deve stare nell'umidità e il legno teme l'umidità, come ho detto prima. E allora vai in un posto e ti trovi con un ponte fatto da 5 anni, deviato, intransitabile. Oppure, questo è successo un po' di anni fa, fanno dei ponti che tenuti da pali che marciscono. Ma se lo sai, ma perché devi mettere in acqua dei pali che marciscono su luci di 7-8 metri? Ci sono 1000 sistemi per non mettere i pali in acqua, che marciscono inevitabilmente nella zona di bagnosciuga. Ponte Loredan chiuso, e arriva l'handicappato che va all'ospedale e quando arriva deve farsi un giro di 2 chilometri perché il ponte è chiuso. E poi finalmente l'amministrazione trova i soldi e cosa fa? Giustamente fa una gara, un appalto e chi lo vince? E il carpentiere di campagna che non ha mai visto un ponte a Venezia e lo fa com'era e dov'era. Io sono d'accordo di fare le cose com'erano e dov'erano, quando sono giuste, ma se sono sbagliate. Mica, chi ci ha preceduto ha fatto tutte le cose per bene, ha fatto anche delle grandi sciocchezze. E allora io devo ripetere la sciocchezza come questa, che si sa che il palo marcisce e il ponte sarà intransitabile. Devo aspettare che diventi 2 rosegotti per chiudere un ponte. Non è mai successo nel passato. Perché? Perché se si sa che un pezzo va in acqua, all'inizio del Rio Nuovo, lì dove c'è Santa Chiara, che c'era un ponte di legno, fino a 20 anni fa, adesso l'ha fatto di acciaio, c'era un particolare costruttivo bellissimo. Siccome un puntone andava in acqua, il puntone era fatto con un incalmo. Quando l'incalmo marciva, tiravi via l'incalmo e ne mettevi uno nuovo, perché era prevista la facile sostituzione. Ecco, questo ponte qui, no, è un arco, basta appoggiarlo sulle rive, lo porti fuori, è semplicissimo, non devo appoggiarlo. Abbiamo superato la trave semplicemente appoggiata, possiamo fare un arco. Oppure lascia la trave un po' più lunga, quando marcisce questo, metti quello sostitutivo e finché
continua a passare la gente, metti di nuovo, sostituisci quello che lo sostituisce. Allora tutto questo, questo è il ponte che abbiamo visto prima, Loredan, fatto com'era dov'era con i pali che lo sostengono. Forse perché così qualche veneziano il posto da mettersi la barca sotto? Non lo so il perché delle sciocchezze, no? Vai a vedere, riparano il ponte e poi vanno a casa e lasciano un'assa non segata. C'è un ponte che se ti appoggi vai in acqua e sta lì 5 anni con attenzione, tutto marcito. Oppure quando lo riparano diventa oggetto di foto da parte dei turisti giapponesi che pensano che sia un'opera d'arte. O quando fanno queste tacconate sui ponti, che sono un elemento fondamentale a Venezia. Allora la proposta che avevo avanzato, e poi finisco qui, pensavo che con pochissima spesa si prenda un ragazzo che ha voglia di fare, 2. Questi 2 ragazzi imparano a riparare i ponti. Si impara. È un mestiere bellissimo fare il carpentiere. E si comincia a fare un archivio di tutte le cose sbagliate, si mettono via i progetti, si mettono via. Si fa un proto ai ponti di legno. 2 ragazzi bastano, che continuano a girare i ponti e vedono dove sta marcendo, la facile sostituzione, imparano che certe cose, e poi ci sono le cose, perché recentemente quando ho fatto il ponte dell'Accademia ho pensato solo alla durabilità. Solo che la gente è difficile capire, perché dopo 1 anno e mezzo ho mandato il carpentiere che l'ha fatto, mi ha detto è già pronto da riparare sto ponte. Non ha capito che dopo 1 anno o 2 il ponte denuncia dove c'è un'anomalia, c'è qualcosa. E allora tu l'Accademia è un meccano, puoi sostituire la pedata, puoi sostituire il parapetto, puoi sostituire il corrimano. Questa è la vera manutenzione, che è la vera manutenzione di queste, dei pali, delle paline, delle bricole. Forse Venezia non ha capito che Venezia ha bisogno di essere conservata. Nell'etimo di conservare è conserve. Cioè lo devi fare con la continua manutenzione della manodopera. I pali di legno, le paline e le bricole devono essere fatte di quercia, di rovere, che è la quercia, devono essere fatti di castagno, di robinia, ma di legno. È possibile che ora veda nei rii come si chiama, i pali di resina che scimmiottano il legno. Oltretutto non ho neanche visto un cocai che si ferma su un palo di resina, perché si vergognano, hanno bisogno di poggiarsi su un coso di legno e non con strozzate. La plastica, chi è che la distruggerà mai? Se ogni 15 anni tu devi cambiare il palo, lo fai perché è manutenzione, è Venezia che si conserva da andare fuori di testa. Tutto sbagliato, perché non pensano al coso. E allora questa sarà l'immagine di Venezia, se vogliamo questa. Eppure c'erano i ragazzi, basta dirgli, ragazzi, nelle lauree specialistiche, lavoriamo sui ponti di legno e vediamo i punti dove degradano, facciamo i particolari in modo che non succeda, abbiamo molte possibilità. Sì, ti dicono, ok, è un bel progetto professore, ma se lo faccia lei, ok, allora perché devo farlo io? Oltretutto che non sento che Venezia mi appartiene come non mi appartiene il mio paese d'origine che è Cortina. Perché? Perché questa gente che vive in 2 posti graziati da Dio, Cortina per la sua bellezza naturale, Venezia per la sua bellezza artificiale, cosa induce? Che la gente ci va lo stesso. Ci va lo stesso, non occorre che facciano niente, non occorre che Cortina si promuova come fa la Pusteria o altri luoghi, perché hanno ricevuto dal Padre Eterno dei talenti. Ma il Padre Eterno, quando ha dato nella parabola 5 talenti, ha detto tieni 5 talenti. E allora quando torna uno dice guarda, li ho dissipati, ma vattene fuori dalle scatole. E dice guarda che bravo sono stato, ti do 5 talenti, ma vattene fuori dalle scatole. Finalmente arriva uno che dice ho preso 5 talenti e te ne restituisco 6. Bene, tu vieni con me nel cielo. Venezia e Cortina
hanno ricevuto dei talenti e non li stanno restituendo, quindi che siano condannati. Torno a questa immagine bellissima del cielo, l'altana, che mi dà l'idea della coffa della nave, che sporge, che è al di sopra. E trovo questo oggetto di una bellezza unica, a parte che sei sopra tutti, e quando uno è in alto, è quello che è in alto, quello che vince sempre. Il feudatario era in alto. Una mansarda oggi vale 2000 euro in più a metro quadrato in qualsiasi posto dell'appartamento al piano terra. Quello al piano terra è più sfigato, gli arriva solo le spazzature, i rumori. Invece quello della mansarda è in alto. Se va fuori, se si sporge fuori, colloquia con Dio. Eppure non c'è nessuno di sopra che gli fa casino. È lui padrone. Ma quando mangi su un'altana l'estate, quando c'è quell'afa, che ricordo quell'estate a Venezia, un'afa, e vai sopra e arriva con un po' di boarina, quel venticello, e sei là che ti mangi l'anguria fresca dopo aver mangiato il bigo in salsa, e ti sporge e vede quei poveri disgraziati di sotto sudati, e tu sopra che ti senti questa boarina. L'altana è quella, l'altana. Dico l'ultima sciocchezza forse, serviva anche alle signore, specialmente nel 600, per imbiondirsi, perché andava di moda un tipo biondo, non slavato, veneto, biondo, ma il mezzo era quello di metterti la pipì in testa. Allora, dicono in Veneto che per apparire bisogna soffrire, e queste soffrivano, si mettevano sto liquido in testa e il sole le imbiondiva. E quindi l'altana è piena di queste cose. Trovo una cosa straordinaria, perché è il cielo di Venezia. Bene, vi ringrazio dell'attenzione. Una cosa, vedo che è entrata Lorenza Toro, quindi c'è il mio amico Walter che ho invitato, e che è un decoratore, un artigiano decoratore. Io dico molto bravo, vorrei usare io la matita come lui usa la spatola. Ciao Walter. Ciao Franco. Mi sono di invitare Franco, un mio amico che era interessato a queste cose, un artigiano molto ma bravo. benissimo, ci siamo tutti. Cioè io volevo appunto una conferenza di questo tipo, come per dire la cultura è complessità, ecco, quindi quando noi ci mettiamo di fronte al vetro, al legno, non ci mettiamo soltanto di fronte a un materiale, cioè, ci mettiamo, dialoghiamo con un suggerimento di vita, ecco, cioè che quello dell'altana e della tipa che vuole farsi bionda, del legno che richiede il bosco e tutto quanto il resto. Ecco, quindi... Scusa un attimo Franco, un attimo solo, non posso fare a meno di salutare Francesco D'Amosto, anni che non lo vedevo, ma anche voglio salutare Saverio Pastor, che eri quando eri in Braghe Corte con quella fotografia lì. Però se ci sei in linea, vedo la foto. Cioè, sono due Saverio Pastor, ci sono due Pastor. Ma io penso che io volevo salutare il figlio di Valeriano, del mio collega, grande maestro, grande architetto Pastor, ma anche la Michelina, sua figlia, che sono i padri di Saverio, no, padre e madre di Saverio. Volevo salutarlo perché 20 anni fa dovevo fare una conferenza a Roma in occasione della giornata delle foreste, e allora mi hanno detto cosa la Federlegno, ma io ho detto vado con un regalo, cosa vuol portare? Io dico voglio portare una forcola, ma non voglio pagarla io. E allora la Federlegno mi ha dato i soldi perché potessi prendere e portare a un presidente che non meritava tanto, Scalfaro là, che c'era la sua figlia che ha preso sta forcola. Vabbè. Era in quella tenuta, come si chiama, vicino a Roma? Castel Porziano. A Castel Porziano, giornata della forestale, mi avevo invitato a fare una conferenza sul legno e c'era sto Scalfaro. Vabbè. Bene, ho salutato i miei amici. Bene, Grazie. no, io sono contento appunto di questa... Cioè, la conferenza di Franco Laner, quando parliamo di filiera... Eccolo Saverio Pastor, eccolo, adesso l'ho visto. Ciao Saverio.
aveva appunto lo scopo di far vedere la differenza fra cultura e conoscenza, no? Ecco, questo, cioè, quindi ricostruire la filiera del legno significa impegnarsi a fare una cosa molto complessa, perché la cultura è complessità, la cultura è sistema, è uso e ragione, è una serie di questo. Ecco, noi con il legno possiamo sicuramente, Franco ha dato un'indicazione, però è chiaro, il binomio Venezia e il legno può essere un impegno diciamo, di partenza, cioè che l'ente locale, il comune, stabilisca un impegno preciso, cioè con quello che è il legno. Quindi che rappresenta appunto tutta questa dimensione, che è quella del legno che viene dal bosco e quella del legno che a Venezia fa la fenice, come Franco Lanner sa bene, e ci ha detto in altre circostanze, del legno che serve per avere una certa eco all'interno, un certo suono e via discorrendo di un certo posto. Ecco, ecco, io pregherei ognuno di dare dei suggerimenti su questa filiera da ricostruire, la quale può avere a Venezia un punto di riferimento, ma la può avere anche sul Cansiglio. Cioè, se noi costituiamo una rete di riferimento con delle proposte, che ognuno, inviterei ognuno a dare delle indicazioni. Ecco. Se posso intervenire, posso? Posso dire una cosa? Sì, prego. In Cansiglio esiste il museo dell'uomo in Cansiglio, io fra l'altro mi occupo dell'animazione del museo anche, in cui esistono per esempio molte cose relativamente proprio a Venezia e il legno, e di quello che ha detto il professor Lanner, ci sono addirittura dei modellini, quindi c'è il modello della stua, abbiamo ricostruito qualche anno fa un remo di una galea, quindi c'è molto materiale. Sarebbe interessante, Covid permettendo, anche che chi è interessato venisse a vederlo, per esempio. Sebastiano, sì? Conosci Funes Nova? Chi? Angelo Funes Nova di Tambre, no. Sotto il Cansiglio, sul lago di Santa Croce. Ma scusa, è il più grande lignicolo di tutto il coso. No. Vedi com'è poco permeabile questo mondo del legno. A parte che usa dall'altra parte in mezzo ai pagotti, mi sa sì, da parte dei volevo dire, lo sai, una delle cose che ho trovato quando mi sono occupato di legno, la cosa che ho trovato più strana è che non c'era nessuna permeabilità fra un falegname e un carpentiere, due mondi completamente diversi. Siccome i falegnami usavano dei piccoli, delle spinette, sì, molto spesso per i mobili, eccetera, certo, io ho preso dal falegname e su alcuni lavori che ho fatto, al posto dei chiodi di acciaio, ho usato dei cavicchi di legno duro. Basta che sia un po' più duro dell'abete, ed è molto facile trovare un legno un po' più duro dell'abete, perché è così, dell'abete rosso dico, è così anemico, così smunto, così onnipresente, no? Quando la gente chiede vorrei una casa di legno, non chiede neanche la specie, perché non sa, almeno differenziare la specie. Io credo che ognuno di noi avrebbe bisogno della sua specie. Uno che vive sul Montello dovrebbe chiedere il rovere, anche se per le case sarei d'accordo con i veneziani. La Serenissima proibiva l'uso del rovere nelle case, perché era il legno delle navi, delle imbarcazioni, eccetera. Anzi, veniva condannato chi usava il rovere, e poteva però usare il larice,
Per un'altana indicherei il larice, ma il larice è per una persona un po' lunatica, un po' stramba, un po' nervosa. Il faggio è un legno molto tranquillo, chiaro e soprattutto non scheggia. Pensavo che il futuro del faggio fosse quello di fare stecchini da stuzzicadenti e stecchini da gelato, perché così non ti scheggi e non ti fai male. E quindi ogni legno ha una sua destinazione, un suo carattere, e prima di usare un legno qualsiasi per una casa di legno, io vorrei conoscere il cliente. Io amo molto il larice, perché è l'albero che dà di più, non solo in termini di legno molto resistente, di legno cadolino, e soprattutto quello ampezzano è straordinario. Dovrebbe essere fatto legno DOC. Però all'epoca della Serenissima, dalla guerra dei Cambrai in avanti, c'era il problema che Ampezzo non era più Venezia, no? E quindi Venezia aveva pochissimi larici nel suo dominio in realtà. Sì, però Cortina è sempre stata molto autonoma, chiusa. Aveva una particolarità, aveva la mente in Austria e il portafoglio a Venezia, perché l'acqua del Boite va in giù e i soldi Certo. venivano da giù in su, però la loro mentalità era cruca. E allora, non sapendo mai decidere fra il cuore e il taccuino, sono diventati chiusi dentro questa enclave dove contano solo le regole, la tradizione. Io ho scritto un libro sul mio paese, perché mia madre è ampezzana. Ho scritto un libro, Ruggine, perché ce l'ho con gli ampezzani. Questi qua sono parogno. Guai. Poi ho capito anche che certe regole servono per la sopravvivenza, ma non vorrei avere a che fare con un ampezzano. E facevo delle tesi, e a proposito, il campanile che è stato fatto nel 1750, quello nuovo, l'orgoglio degli ampezzani, hanno dovuto chiedere alla sovrintendenza di Venezia il permesso per fare quel campanile, anche se era già l'Austria, per dire quanta autonomia, e poi ricorrevano a uno e anche all'altro di questi. E comunque Cortina è soprattutto veneta, perché il mio dialetto è un ladino, quindi è un dialetto veneto. Abbiamo 50 parole al massimo cruche, quindi l'indole è quella veneta. Sì, beh, là era diventata tutta Venezia nel 1420, no? E poi la perde 100 anni dopo. Pensa che allora hanno tenuto le loro regole, il loro modo di gestire il bosco, all'infuori di un paio di vizze, cioè dei luoghi particolari dove il legno cresceva. Mi pare che ci sia Pastor che vuole intervenire, scusate. Molto volentieri. Finisco e dico, c'erano delle particelle dove il legno era il migliore e quello non lo toccavi. Pena forti condanne. Le vizze c'erano dappertutto e Venezia ci teneva, e aveva i proti ai boschi. Che poi vizza è un termine longobardo addirittura. Ah, bene. Allora sentiamo cosa ti dice Saverio. Deve aprire il microfono. Saverio, non ci ti sente? Non ti sentiamo? Adesso? Sì? Sì? Adesso sì. Allora, avete citato il Cansiglio. Ecco, volevo ricordare che nel 2007 come associazione, per celebrare i 700 anni dell'arte dei remedi, abbiamo organizzato tutta una serie di manifestazioni, tra cui una mostra in Arsenale, una mostra in Cansiglio, e in Cansiglio abbiamo realizzato come Remeri e con il fabbro che forgiava dei pezzi dopo aver forgiato gli strumenti, abbiamo realizzato questo remo da galea da 9,30 metri che adesso è presente nel museo con altri remi, una carrellata di tipologie di remi veneziani realizzati in faggio. Faggio che appunto veniva in sovraccarico, veniva fluitato fino a Venezia
E qui la citazione sull'epopea degli zattieri è fondamentale, perché è stato un grande contributo all'economia e alla storia della nostra città, e per lo più ignorato, mentre ha un fascino incredibile. Ecco, arrivati i faggi a Venezia, venivano distribuiti i pezzi le stelle, perché E stella, Remi? erano già spaccati. Il faggio è un legno da spacco che veniva spaccato all'origine, e per quello veniva posto in sovraccarico e veniva consegnato. I pezzi migliori e più grandi venivano dati ai remeride dentro all'arsenale per fare i remi da galea, e quelli più piccoli e malandati venivano poi distribuiti ai remeri de fora, cioè ai remeri artigiani non statali, come quelli che lavoravano in arsenale. Ecco, e quindi sì, è chiaro che Venezia col legno ha un'empatia e una dipendenza incredibile, ed è anche ha ragione da vendere l'Aner quando dice che ci vorrebbe un proto per sovrintendere ai lavori in legno in città. E noi come associazione non possiamo che essere d'accordo su questa linea, e per conto devo dire che noi stiamo da 10 anni, da 15 anni, stiamo combattendo un'altra battaglia relativa al legno, che è quella dell'uso del compensato in cantieristica, il compensato è un materiale nobilissimo e che risolve moltissimi problemi ed è ormai insostituibile. Però quello che diciamo noi, è possibile che in una città marinara come la nostra, nella capitale di una civiltà che ha condizionato la storia d'Europa e che aveva nelle imbarcazioni il suo centro vitale, è possibile che oggi non si costruisca più neppure una barchetta in legno massiccio a commenti, come si faceva fino a una ventina di anni fa? Si stanno perdendo dei saperi che fra poco saranno non più sostituibili. L'arte, la capacità di riconoscere il legno, grazie anche per il ricordo di Funes Nova che ho avuto la fortuna di conoscere, l'arte di saper conoscere il legno, di saperlo stagionare, di saperlo tagliare nei modi giusti, di saperlo piegare col fuoco nei modi più opportuni, di accostarlo, calafattarlo. Ecco, queste sono conoscenze di cui possiamo a cuor leggero fare a meno. Ve lo chiedo anche a voi: possiamo fare a meno di tutto ciò? Possiamo sostituire senza rimpianti questi saperi con il compensato marina, resina e possidica che io uso, ma ci vorrebbe forse una consapevolezza da parte anche dell'ente pubblico che ponga dei vincoli, dei disciplinari, dei concorsi, insomma, che almeno qualche barca ogni anno venga varata secondo i principi antichi, che i carpentieri usino pure il compensato, ma nel momento in cui chiedono il titolo di maestro d'ascia, che gli si chieda di usare, di dimostrare di saper conoscere anche l'antica arte. Io tendenzialmente mi sono sempre considerato un innovatore e invece da molti per questi discorsi vengo considerato un conservatore.
Ecco, vi pongo anche a voi questi problemi sul tavolo. Io non so quanto riesco a restare qua, ho provato ad aprire il cellulare, non riesco a sentire, vabbè. Intanto vi saluto e vi ringrazio per il buon lavoro. Volevo farti una domanda, Saverio. Sì. Ecco, la faccio a te e a Franco, a tutti e due, no? Noi dobbiamo cominciare a dare a questa iniziativa un certo profilo organizzativo. Ecco, io chiedo a te, che hai una lunga esperienza in proposito, noi siamo esterni, facciamo gli intellettuali, cioè qui ci sono vari altri personaggi che non sono direttamente legati al legno, però tutti quanti noi intendiamo quanto importante e quanto consustanziale sia il legno a Venezia. Ecco, se noi dovessimo cominciare, oggi noi possiamo soltanto proporre di contarci, di prenderci il nome, di dire noi vogliamo fare questo. Però possiamo cominciare per esempio ad avere una banca dati, per esempio su questo. Può essere utile. Franco, cioè, perché Franco per esempio diceva a Venezia ci sono 7 ponti di legno. Potremmo assumerci il progetto di manutenzione di questi 7 ponti di legno? Tu potresti come maestro d'ascia dare delle indicazioni così, di prendere un'iniziativa proprio tu, perché noi intendiamo anche riunire attorno a queste competenze, a queste abilità, a queste attività, persone che probabilmente non sono a Venezia. Ecco, per esempio i turisti coinvolgere in un progetto di questo tipo. Ecco, questo è quello che noi possiamo fare e vorremmo fare, così come possiamo chiedere di ricostruire percorsi turistici tra il Cansiglio e Venezia, seguendo le vie del fiume o altre cose. Ecco, cioè di riuscire a creare delle piccole organizzazioni su alcuni percorsi, su alcune filiere. Ecco, questo però avendo come riferimento poi chi già c'è dentro, per esempio tu per un verso, Franco per l'altro e altri per altri versi, non so, adesso non vedo più la Paola Favero che è uscita e così, ecco. Rispetto a questo posso citare l'esperienza che hanno fatto a Rochefort, dove c'era un'antica accorderia dell'Arsenale che era abbandonata, l'hanno restaurata, l'hanno ripristinata, hanno ripristinato delle lavorazioni artigianali all'interno e hanno ricostruito, hanno lanciato un progetto per la realizzazione di una replica di una fregata del 1700. Ora non entro in merito sulla scelta del tipo di vascello, ma voglio dire, in questo luogo si sono recate in visita al museo e al museo della fabbrica, all'iniziativa di ricostruzione. Sono recate centinaia di migliaia di visitatori, mentre c'erano carpentieri di tutta Europa che si alternavano nelle varie lavorazioni. Chiaramente c'era del legno nei vari tipi, nelle varie forme. Ecco, per cui questa lavorazione è durata una decina d'anni e si è mantenuta già fino a un certo punto, insomma, con i soldi dei biglietti dei visitatori, è stata sostenuta da finanziamenti pubblici importanti. C'era una banca, c'era la regione Bretagna, mi pare in mezzo, o no, dell'Aquitania, era più giù. Vabbè, comunque c'erano istituzioni di vario livello e finalmente il vascello è stato varato, sta facendo delle crociere dove vabbè, ecco, ha una sua vita. Ecco. Ugualmente in Danimarca hanno trovato dei vascelli dei vichinghi, intorno a questi vascelli hanno costruito un museo
e attorno a questo museo hanno allestito dei laboratori, degli atelier, e dove hanno ripristinato con dei progetti di archeologia industriale veramente interessanti tutte le lavorazioni originali che portavano poi alla realizzazione di queste barche vichinghe. Posso intervenire? Perché con una nota pessimistica. In realtà noi in laguna l'avevamo trovato 10 anni fa, è scafo di una galea del 1300 e lo scafo di una rascona. E tutto quello che siamo stati buoni da farla, si sta a rimettere che solo all'acqua perché non sapevamo cosa farcene. Difatti abbiamo la storia, abbiamo il luogo che è l'Arsenale, abbiamo i reperti che sono sotto in laguna, basterebbe la volontà e con la volontà anche un po' di soldi per allestire in Arsenale una parte dell'Arsenale come museo, come luogo per il ripristino di scafi d'epoca. Appunto su questo piano io adesso vorrei approfittare della presenza qui dell'ambasciatore Luigi Marcotta. Allora, potremmo lanciare, Luigi, ti chiedo, potremmo lanciare un concorso internazionale su queste iniziative che riguardano l'Arsenale, per esempio la ricostruzione di una galea, oppure la filiera della galea, ecco, cioè diciamo, e attorno a questo costruire un laboratorio. Intanto vi ringrazio i 3 Franchi della riunione, no? Franco Vicolli, Franco Lanner e Franco Bastianon, no? Per le cose interessanti e stimolanti. Guardate che anche a Roma i problemi ci sono rispetto, insomma, al degrado non solamente materiale ma culturale della città, per cui è un male comune al nostro paese che ha molti talenti e non li sa, insomma, conservare bene. Io credo che sicuramente per andare verso l'estero ci vuole un progetto molto chiaro, ecco, bisogna capire che cosa si vuol fare. Se si vuol fare un centro di formazione per il legno, si vuol fare un museo, si vogliono salvaguardare con i materiali adeguati i ponti, cominciare con un primo ponte. Il rischio, secondo me, di Venezia è che Venezia è un monumento dell'umanità talmente conosciuto, immagino che ci siano nel mondo una caterva di associazioni di amici di Venezia, per cui forse una delle mappature che dovremmo fare è capire un attimino esattamente sul piano internazionale che cosa esiste che guarda verso Venezia e che guarda verso un Venezia che non sia di massa, ma proprio questo, una città che insomma purtroppo è stata assaltata, invasa da un punto di vista turistico e per cui il degrado è anche dovuto secondo me a questo, non tanto al fatto che la gente non è consapevole dei materiali, ma questa invasione insomma fa sì che a un certo punto qualsiasi cosa tu faccia va bene lo stesso, tanto i turisti arrivano, per cui si potrebbe partire da questo, come arrivare a un turismo di qualità valorizzando proprio i mestieri, valorizzando i saperi, valorizzando anche diciamo i materiali che hanno fatto, penso alle palafitte, insomma, che hanno fatto Venezia, no? Per cui mi dovete un po' dire voi, tu Franco e il professor Lanner, come procedere. Esiste già un progetto? Vogliamo fare soltanto qualche cosa, un concorso, aprirci a un concorso internazionale, lanciare un concorso internazionale per i ponti, qualcosa di più integrato, di più olistico? Io comincerei per esempio con il sondare l'UNESCO, che mi sembra che lì ci possono essere forse delle best practice o qualche cosa che ci può essere di ausilio. Io sono a disposizione, insomma, c'ho il mio know-how, come diceva un mio collega qualche tempo fa, non ho il know-how che avete voi, insomma, su Venezia e sul legno, però conosco un po' di gente, gli istituti di cultura sicuramente possono dare una mano, le ambasciate, però bisogna avere un'iniziativa e un progetto molto definito, molto chiaro, se no rischiamo di così, insomma, fare dei buchi nell'acqua.
che a Venezia non va bene. Grazie. Scusate, su questa cosa dell'UNESCO volevo solo dire che dal 2010 stiamo studiando l'aspetto dei nostri mestieri come cultura immateriale, no? E c'è la convenzione del 2003 dell'UNESCO che prevede appunto tutta una serie di strumenti e di liste di riconoscimenti. Ecco, volevamo proporre la gondola e le sue lavorazioni come patrimonio immateriale, ma poi sia le amministrazioni, ma soprattutto i gondolieri si sono dimostrati non tanto dell'idea, e quindi facciamo fatica. Ecco, sono state riconosciute le perlere come patrimonio, ma noi credo che non lo saremo. Ecco, Ma e scusate, Posso sapere, scusate se mi intrometto, perché i gondolieri non sono stati d'accordo o non hanno colto questa occasione come opportunità invece che come disturbo della loro... perché serve per lavorare e noi vogliamo l'autorità superiore fra i PIE. Per quel titolo che il professor Lahner ha detto prima, ed è grande a caratteri cubitali, che si chiama degrado culturale, che i gondolieri hanno nel loro DNA da troppe generazioni. Posso dire qualcosa? Scusate, ma dopo voglio dire una cosa. Franco, posso intervenire? Sì, va bene. Alberto e dopo... No, brevemente. Intanto grazie a tutti per l'interessantissima conversazione. Io credo che questo problema del legno debba essere inserito in una strategia complessiva di conversione, detto in termini molto schematici, dalla quantità alla qualità. È una strategia che deve coinvolgere tutta la nostra città, tutti gli aspetti della nostra vita, e che a questa strategia, secondo me, e poi in fondo, è legata alla sopravvivenza stessa della città, del suo futuro. L'innovazione sta nel passaggio dalla quantità alla qualità, in tutti i campi. Ecco, allora, io ho sentito formulare molte proposte che sicuramente possono far parte di una strategia, però credo che la prima cosa da fare sarebbe quella di riunire le nostre forze per cominciare a un lavoro di... e poi vedremo anche cosa significa riunire le nostre forze, fare rete, perché poi queste sono formule, no, che usiamo tutti, ma poi bisogna capire in che modo praticamente questo può avvenire. Ecco, io penso che la prima cosa da fare appunto sia quella di recuperare il degrado culturale. E come si fa? Prima di tutto direi molto semplicemente, se siamo in grado, se riusciamo a coagulare le forze, le risorse, eccetera, creare dei programmi per le scuole, per fare delle proposte alle scuole, perché tutto quello che facciamo dobbiamo, ecco, io voglio dire anche a tutti un'altra cosa. Noi a Venezia la prima cosa che pensiamo è i turisti. Il turismo è importante, ma è importante prima di tutto che le cose le facciamo per noi. E più le facciamo per noi, più possono essere interessanti anche per gli altri. Quindi direi la prima cosa su cui concentrarsi è la possibilità di proporre dei pacchetti informativi o anche di informazione, ma anche di formazione, no? Alle scuole. È un lavoro, anche questo è un lavoro enorme da fare su questo piano, perché questo tipo di esperienze e di conoscenze e di cultura entri nella scuola e diventi patrimonio collettivo dei nostri cittadini. Altre cose possiamo fare con i nostri cittadini, altre cose ancora possiamo fare con le stesse cose, magari possiamo fare anche con i turisti, però vanno considerate all'interno di una strategia complessiva in cui il fine non deve essere solamente, cioè il fine deve essere complessivo, cioè deve essere informativo, formativo, esperienziale, ma anche economico possibilmente. Cioè noi dovremmo riuscire tendenzialmente a far sì che questo tipo di attività possano entrare nel mercato che non sia necessariamente quello turistico,
no? Io non sono un economista, ma quindi butto lì delle cose così un po' a naso, ma penso che solamente se noi riusciamo a sviluppare tutti gli aspetti della complessità di questa questione possiamo vincere. Il primo passo però è metterci insieme, come diceva, forse mi pare Franco, diceva facciamo un punto di raccordo tra di noi, no? Mettiamo, e da lì cominciamo per vari passi successivi. Io direi che, ecco, ho sentito dire l'ente locale dovrebbe, io non ho molta fiducia nell'ente locale, sinceramente. Certo, dobbiamo incalzare l'ente locale, chiedere, però credo che prima di tutto dobbiamo far conto sulle nostre forze. Ecco. Posso? Sì, Sandro Castagna. E dopo, se posso, vorrei anch'io intervenire 2 minuti, grazie. Mi sentite? Sì. Niente, faccio di tutta un'analisi complessa, faccio il punto e parto proprio da quel degrado culturale. E l'obiettivo mi pareva fosse, proprio per andare controcorrente a questo degrado che si sta proprio ampliando a macchia d'olio, Franco Lanner ha messo varie chiose di incazzatura contro i veneziani e contro i cortinesi. Io sono ancora più incazzato e sono ancora più incazzato con le amministrazioni che governano la laguna attualmente, perché loro sono i principali fautori di questo degrado anche culturale che esiste. Ma mi soffermerei al discorso dell'Alta Scuola del Legno per arrivare a quello che il Forum Futuro Arsenale aveva già proposto all'amministrazione dello Stato, al Ministero, al Provveditorato, che era il distretto del legno all'interno dell'Arsenale. Chiaramente parlando di medio-piccolo cabotaggio di imbarcazioni, ma che l'Arsenale diventasse una anima vivente e produttiva di Venezia. E quello è, secondo me, uno dei primi punti che vanno totalmente in controtendenza a quelli che sono gli obiettivi dell'amministrazione comunale, in questo senso, di fare dell'Arsenale di tutto e di più, di darlo alla Biennale, di darlo per esposizioni una tantum, 3 giorni o 5 giorni all'anno, eccetera. Questa invece è un progetto che è partito, tra l'altro, come progetto Europa per Venezia, è partito da Venezia assieme a varie associazioni che hanno fatto partire questa lettera simbolica a Draghi, ma che su questo programma si stanno concentrando gli sforzi. E su questo, ritornando all'Arsenale, l'Arsenale è l'emblema di questo. Se si vuole ancora poter parlare di produttività manuale che il legno necessita, perché se no il degrado culturale è quello che ci ammazza, l'aspetto proprio manuale, l'aspetto della consegna dei saperi di cui parlava Franco è questo. Per cui queste varie iniziative che sono già partite in parte, sono arrivate anche al mittente perché sono arrivate al tavolo di Draghi, vanno in questo senso dall'alta scuola del legno al distretto del legno all'Arsenale, possono avere, diciamo, secondo me, una chiave, uno start di partenza di una certa qualità. Cosa che dopo vedremo se anzi l'obiettivo è andare a farlo sentire all'Europa, perché la nostra amministrazione attuale soffre, come quella di Roma e quelle di altre città, proprio di questo blocco, di questo muro di gomma che ha solo come obiettivo il denaro, e il denaro spicciolo, che è quello del turismo, lo sappiamo tutti, non bisogna dimenticarcelo, ma le forze in campo sono solo le nostre e non assolutamente quello della politica adesso, come adesso. Per cui è quel gruppo, speriamo folto, di anime come quella ancora di Franco Lanner e quella di altri come noi che adesso ci vediamo, d'accordo? Che può far partire questo start. Non mi illuderei assolutamente di alcun aiuto o al massimo di un fronte opposto come quello che esiste adesso. Per cui Arsenale, Alta Scuola del Legno, progetto Europa per Venezia sono, diciamo, 3 titoli o 3 capisaldi che sono già
già in essere da vari mesi. Io mi sono dedicato al provveditorato purtroppo perché ho anche la questione delle bricole, perché proprio per questo degrado culturale non si sa ancora che l'aspetto durabilità del legno in ambiente acquatico è risolto da decenni, e le prove ci sono, ma non parte proprio per il tipo meccanismi da vecchio consorzio Venezia Nuova che non sono ancora morti, per cui sono ancora vivi all'interno della città, e questo è un grosso ostacolo per chi vuole muovere iniziative di questo senso. Per cui per forza bisogna andare oltre laguna per poter attivare e accendere qualche miccia all'interno di Europa in questo senso. Per cui io rimarrei su questi 3 punti, alta scuola, distretto del legno in arsenale, e facendoli partire proprio all'interno di un progetto Europa per Venezia che, male o bene, ha avuto già un impatto col primo ministro, ma l'impatto più grosso adesso speriamo avverrà con la stampa europea. E se qualcuno di noi, appunto, di noi qui può dare una mano a fare cassa di risonanza più che altro, perché adesso si parte adesso in sostanza con le nostre gambe unicamente, i soldi credo non siano il problema principale. Ho chiuso, grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Io avrei piacere... Una risposta brevemente, se posso. Alberto, soltanto una risposta. Cioè, noi siamo in una situazione veneziana in cui i giochi sono fatti, cioè nel senso che c'è un equilibrio interno alla città in cui gli interessi turistici sono preminenti. Ecco, noi abbiamo il caso qui di Luca del Maschio, supponiamo che ci siano altri soggetti ci sono per esempio c'è il gruppo delle guide e altri soggetti sicuramente che puntano a una qualità maggiore del turismo. Però è importante per noi riuscire riuscire ad avere, che Sandro indicava in questi 3 punti, con qualche punto di riferimento anche pratico qui a Venezia, ma costruire attorno a questi punti anche una convergenza internazionale che può essere abbastanza importante su questo, cioè è un peso che purtroppo noi dobbiamo essere coscienti di questo, all'interno di Venezia non troveremo, ecco, perché i giochi a Venezia già sono fatti, ecco. Il punto è in che misura noi riusciremo a spostare l'equilibrio. Può intervenire Roberto, che ha chiesto la parola. Sì. Grazie. Allora, niente, molto brevemente mi riallaccio a questo assunto di Sandro proprio Castagna, che diceva che i soldi non sono un problema. In realtà, se lo guardiamo fino in fondo, i soldi sono un problema. Prima di tutto perché sono un elemento divisivo, direi, perché poi ognuno si fa i conti in tasca e guarda il proprio tornaconto, e queste sono cose anche da considerare, credo, se vogliamo così prendere le cose un po' alla larga, se volete, ma è necessario avere una visione un po' più ampia che consideri il fattore appunto di, come dire, di una socialità un po' sfilacciata, pressoché inesistente. Quindi rimando, chiaramente questa è una discussione che diventa molto ampia, ma mi piacerebbe partire anche da considerazioni su questo tipo di realtà che possiamo verificare sotto i nostri occhi. Ecco, questo un breve assunto. Poi volevo con l'occasione ringraziare Franco Lahner, che mi ha dato dei preziosi suggerimenti proprio per la conservazione della mia altana. Devo dire che finora funzionano a meraviglia. Ecco, con questo concludo, perché mi pare che la serata ormai volge al termine, ma mi piacerebbe appunto rimandare a una discussione più ampia che parta proprio dal fatto di come
poi sia in realtà sempre un po' difficile convergere su esperienze che possano accomunare la gente e che siano in grado appunto di sviluppare dei progetti che si possano effettivamente realizzare, perché molto spesso appunto la realtà economica poi e soprattutto i rapporti appunto che ci sono in relazione al denaro, azione, malauguratamente non portano a termine tante belle idee, ecco, perché sicuramente ci sono delle cose molto apprezzabili in quello che è stato detto, ma mi piacerebbe appunto vedere le cose da un punto di vista di una maggiore ampiezza. Ecco, con questo ho concluso. Grazie, vorrei fare anch'io una riflessione. Ringrazio anch'io Franco Lanner per tutti i bellissimi spunti che ci ha dato. Nella progettualità però inviterei tutti a pensare anche al futuro, partendo quindi dalla necessità di studiare il materiale, di collegarlo alla storia di questa città e alle necessità che sia ancora un materiale protagonista, però di dare una visione anche per il futuro e quindi immaginarsi anche un nuovo modo di utilizzo per gli abitanti attuali e quelli futuri di imbarcazioni che possono essere, che dovranno auspicabilmente essere di legno, perché quelle di plastica che vediamo in giro certo non fanno bella mostra di sé. E magari un concorso sì di idee internazionali, ma anche sulle navigazioni del futuro, perché l'invito che stasera ci ha fatto Lanner è comunque quello di continuare a studiare la tradizione, ma per poter innovare e migliorare. E quindi proporrei anche di avere una visione di progettualità e di innovazione partendo dal legno. Grazie. A te le conclusioni, Franco. Ma mi pare che Franco Lanner abbia fatto proprio una proposta. Cioè Franco Lanner ha detto creiamo un proto per il legno a Venezia a partire dal fatto che esiste una certa quantità di ponti. Questo può essere l'avvio di una iniziativa. Cioè facciamo un'iniziativa a livello internazionale sulla protezione di 7 ponti di legno. Cioè noi ci assumiamo come gruppo a partire da questa cosa ed a partire da questo fatto noi rileviamo cioè il fatto che a Venezia non c'è nessuno, cioè Venezia è una città fatta con il legno e non c'è nessuno che se ne occupa. Ecco, ivi incluse le attività che sono collegate al legno. Cioè questa è un'iniziativa, potremmo per esempio tutti quanti noi, proprio da cosa, assumersi il protettorato, che so, il padrinaggio di 7 ponti di Venezia, di 3 ponti di Venezia, a partire dai quali rileviamo la problematica del legno qui. Ecco, questo c'è un piccolo argomento però che ci riporta al grande argomento del legno. Una piccola cosa, Franco. Io credo che anche se non si è alzato alle 4 del mattino, tutti abbiamo visto Luna Rossa. Cioè, questa meraviglia della tecnologia, cioè da rimanere veramente con la pelle d'oca. Questo, dove il contatto con l'acqua quasi diventa inesistente. Io credo che dobbiamo mettere insieme la capacità della tradizione, la conoscenza, eccetera, e l'innovazione, giocare su questi due estremi e tenerli in mano, perché ha ragione Maria Pia Robbe, noi possiamo fare dell'innovazione, anche se Venezia ha sempre aborrito proprio l'innovazione, che è demoniaca. Difficile entrare a Venezia. L'illuminismo non l'ha neanche sfiorata. Cioè, è veramente difficile, ma tenere insieme questi due opposti. E mi viene l'immagine bellissima di Valeriano Pastor, che un giorno ha detto: noi dobbiamo essere capaci di tenere in mano quello strano oggetto che è l'arco, ma che si confonde anche con la lira, questa curvatura. E se lo tieni in mano il dio della musica, il dio Pan, dona bellezza,
però se lo tiene il dio della guerra, l'arco, dona la morte. Quindi la capacità di usare questi due simili strumenti in maniera così estremi, di usarli per creare armonia. Quindi la capacità di fondarsi sulla tradizione, sulla grande tradizione Venezia, assolutamente particolare, perché Venezia, una fessura a Venezia neanche ti fa scomporre, qui in terraferma, una scompone crea allarme, è un mondo completamente diverso, dove con la natura vai a patti, come ho detto prima, è difficilissimo ammettere che la natura è più forte, e allora c'è una cosa, questa deve rimanere. E poi è chiaro che se io esagero, se Pastor mi dà una forcola, mi dà una forcola, la fotografo e l'analizzo col controllo numerico, ne faccio 50 in un'ora. E dobbiamo sfruttare allora anche queste macchine. Io sto cercando di dire, perché non buttiamo per aria certi oggetti di plastica? E si possono fare di legno. Ma in un attimo con le macchine a controllo numerico, tantissimi sono gli oggetti, che ne faccio questo telefonino? Pensate, o soprattutto di legno, limita anche i campi magnetici e altra roba. Un telefono di legno, con quel bellissimo faggio che fai di tutto con le macchine a controllo numerico e non butti via niente, perché il legno è come il maiale, usi tutto del legno. E quindi, perché è un legno che ha una sacralità in sé, è sacro il legno. Il legno in Toscana è la croce, è il legno, il ritrovamento del legno. Il Padre Eterno non a caso si è fatto sostituire come padre putativo da un carpentiere. La sacralità del legno, porca miseria. Non so se forse San Giuseppe era un falegname, un carpentiere, però Cristo. Quindi dobbiamo essere capaci di tenere insieme la tradizione e l'innovazione, perché di fronte a sta barca qui io dico, come faccio a convincere che Guagliero è meglio? Vabbè. Va bene. Tireremo le somme un po' sentendoci, scrivendoci e cercando di... Va bene. Grazie, io... Come chiudiamo? Io direi di stilare una piccola, un riassunto di questa cosa. Quindi Franco, hai parlato di 7 ponti di legno, 10 ponti di legno li trovo andando da Piazzale Roma a Santa Marta. Esatto. Solo facendo 1 chilometro di strada. Esatto. Da dove vanno fuori 7 ponti di Venezia di legno? Ce ne sono almeno un centinaio. No, assumiamoci così. Facciamo una specie di inventario delle proposte. Ne mettiamo insieme, le riproponiamo a tutti e poi ci rivediamo per passare a una fase più operativa. Questa in fondo è stata, diciamo, una riunione introduttiva, panoramica. Adesso mettiamo insieme le proposte, le mettiamo proprio in fila come sono venute e poi ce le passiamo e su queste poi ci ritroviamo e ragioniamo su come fare il primo passo concreto. Bene, io faccio, Franco, io faccio veicolare queste già pseudo iniziative partite dalla lettera a Draghi al distretto del legno al provveditorato, ma ci aggiungiamo questa scuola, ma veramente un capitolo un po' più strutturato, grazie a Franco Lanner, di un'altra scuola del legno, perché secondo me questo è l'obiettivo. Questo è l'obiettivo. Il filo di legno che tiene tutto è questo. Di costituire a Venezia un'alta scuola del legno. Io aggiungerei anche una proposta, la formazione di programmi per le scuole. Sì, all'interno, certamente. Assolutamente. In più possiamo. Allora, Luigi Maccota, io l'ambasciatore, io ti ringrazio molto, la tua disponibilità sarà preziosa per questa iniziativa, perché a Venezia la bilancia si sposta proprio per la presenza di
di un fattore internazionale, ecco, quindi sul quale noi contiamo molto. Io sono convinto questo è un fattore che ci dà una grande mano, ecco, grazie. Il raccordo lo fa Franco? Chi lo fa il raccordo? Franco, lo fai tu? Aspetta, stava parlando Marco. No, volevo dire, contate pure su di me, insomma, sulle mie forze, sul mio entusiasmo, insomma, ecco, è importante, mi sembra che si stia delineando, che ci sia questa strategia, questo progetto, insomma, con delle idee chiare, magari anche questo del concorso internazionale mi sembra una buona idea, però ecco, forse in un secondo momento, insomma, prima bisognerebbe, insomma, riconoscere quello che già esiste e che ci sia questo, tra virgolette, una brutta parola, questo pacchetto di iniziative, insomma, da proporre. Poi lo decideremo insieme, insomma, a chi proporlo, insomma, a chi lanciarlo sul piano internazionale. Comunque grazie per questa eccellente, interessante panoramica del pomeriggio, insomma, e auguri a Venezia, una città che mi è molto cara, io la conosco, insomma, ci vado di tanto in tanto, insomma, è struggente, e devo dire l'ultima volta sono andata a ottobre scorso per poche ore e era molto più bella così vuota, e questo è un po' triste dirlo, perché poi chi la riempie sono persone, esseri umani, ma devo riconoscere che le città in genere, così grazie a questa pandemia, hanno, come dire, riscoperto i monumenti, le case, le strade, i luoghi, e questo è importante, e va anche questo preservato. Allora, Franco, fai da raccordo, da collettore. Va bene. Franco Lanner, grazie per la ventata di buon umore. Ce n'è bisogno. Grazie a tutti, allora, e buonasera. Buona serata.